Un dramma improvviso, una prognosi infausta per un bambino che da soli 15 mesi si era affacciato alla vita, interrotta bruscamente da una meningite fulminante di natura batterica. È morto così Christian, figlio di una giovane coppia di origini ucraine, residente da molti anni a Belluno, nel quartiere di Cavarzano. L'evoluzione della patologia causata da uno pneumococco è stata rapidissima. Da qualche giorno Christian era affetto da febbre alta che gli antipiretici non riuscivano ad abbassare. Mercoledì scorso la decisione dei genitori di portare il bambino per un controllo al pronto soccorso pediatrico del San Martino. Lì i sanitari accertano un quadro clinico estremamente delicato che impone il trasferimento d'urgenza alla rianimazione pediatrica dell'ospedale di Padova. Sabato mattina le condizioni del bambino si sono ulteriormente aggravate, senza speranza alcuna. Subito i genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi di Christian e il suo cuoricino ora sta battendo nel corpo di un altro bambino. Il nostro angelo così continuerà a vivere, hanno fatto sapere attraverso i social mamma Alecia e papà Nazari. I funerali del piccolo Christian saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Cavarzano. All'ospedale di Belluno l'equipe pediatrica e il Dipartimento di Prevenzione stanno eseguendo accertamenti e stileranno una relazione. Quel che è certo è che non sarà necessaria la profilassi, come ha confermato questo pomeriggio il dottor Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS di Belluno. Per pneumococco la casistica è di regola singola, non determina quasi mai questo batterio forme aggregate, cioè focolai epidemici che interessano più persone. Per questo motivo tutte le linee guida internazionali, nazionali e chiaramente regionali e locali non prevedono la profilassi dei contatti stretti.